Eder. Mech. Pallister. A quasi 4 anni dalla morte di Liliana hai cambiato idea apparentemente decine di volte. In realtà sappiamo benissimo che tu hai sempre puntato sul suicidio. Guarda, sono passati 3 anni e 9 mesi e siamo sempre lì, al punto di partenza. Ancora oggi non sappiamo cosa è successo a Liliana. Io sono sempre stato un po' come un po' tutti, ancora oggi non si sa se sia suicidio, si parla di omicidio, non lo so. Però guarda, da come sono andate le cose, dalle cose che sono state trovate a casa, dei documenti, dei portafogli, delle sue cose, tutto fa pensare a questo. Adesso io spero che queste nuove indagini, questa nuova perizia medico-legale che noi abbiamo chiesto, un'ulteriore cosa. Da una parte si parla del dottor Constantinides che dice determinate cose, poi abbiamo la Cattaneo, dottoressa Cattaneo che dice non si riesce a capire niente ancora, non c'è una risposta chiara. Finora io non ho sentito nessuno che mi dica chiaramente cosa è successo a Liliana. Nessuno. Tutti questi anni sono state dette talmente tante cose che... La sera prima della scomparsa di Liliana il tuo telefono si spegne a 1 chilometro dalla Galleria Rossoni e quello di Liliana si ferma a 170 metri dalla Galleria Rossoni. Quindi tu sei passato la sera prima dalla Galleria Rossoni. Guarda, questa è una cosa che comunque non saprei darti una risposta su questo, non posso saperlo. Parliamo di 3 anni e tanto fa. Pensaci bene che questa è una cosa che ha tirato fuori Eder, quindi sarebbe importante. Tu non ti ricordi se è finita la cena dagli amici rumeni, vestito tutto carino, sei sceso e sei andato alla Galleria Rossoni dove c'era la degustazione di vini, non ricordi? Assolutamente non posso darti una risposta chiara su questo, perché io questa cosa qua la facevo ogni settimana, quasi ogni giorno facevo queste cose qua. E ogni giorno cambiavo magari percorso, quello o quell'altro. In realtà tu da queste pescherie passavi generalmente una volta ogni 2 settimane. Pensaci bene. Non credo assolutamente, non posso, posso dirti che quella... Sebastiano, tu sei diventato famoso per la capacità di dire 2 cose diverse nel giro di 5 secondi. Puoi regalarci una di queste perle anche ora? Tu dici la sera prima. E certo, cosa dovrei dire nel 1980? Posso escludere che io sono andato la sera prima. Vediamo adesso se riesci a regalarci il record, un ulteriore cambio di idea in 10 secondi. Non posso ricordarmi esattamente le cose, però quella volta lì eravamo andati, mi ricordo, in sauna in Slovenia, dopodiché siamo andati a casa e i Zoicas ci hanno chiamato, se andiamo a cena qua e là, e dopo siamo stati là. Galleria Rossoni. Galleria Rossoni. Galleria Rossini. Come? Galleria Rossoni. Galleria Rossoni. Galleria Rossini. Come? Galleria Rossoni. Galleria Rossoni. Galleria Rossini. Sebastiano, adesso parlami del 14, vediamo se hai studiato un minimo. Adesso ricostruire, io devo ancora rispondere a cosa ho fatto quel giorno lì. Tu adesso mi dici che giro hai fatto quel giorno la consegna dei coltelli? No, non te lo so dire. E il fogliettino con le pescherie che fine ha fatto? E perché devo rispondere? Perché devo rispondere su queste cose qua? Hai sempre dei bellissimi cappelli. Cosa vuol dire questo? Se vai a guardare il web, addio. Beh, addio soprattutto a te, perché sul web c'è qualcuno che non sei riuscito in qualche modo a rigirare con i tuoi sistemini carini. Avevi tanti amici, adesso se ne sono andati tutti. Tutte queste persone, abbiamo festeggiato tutto quanto, i grandi amici qua e là, e dopo? Ed adesso questi discoli si sono dileguati e ti hanno lasciato solo. Certo. Però c'era il caro Pier Giorgio, tuo figlio, tu eri orgoglioso di lui, tra l'altro lui aveva pure una compagna, dopo la fine di Liliana anche la compagna sembrerebbe averlo lasciato, per cui avreste potuto creare un nuovo sodalizio e dividere la solitudine. Questo è veramente è una cosa giusta, anche oggi pensavo, guarda, con molta tristezza, molto dolore. Io mio figlio non lo vedo da 2 anni. Io ho telefonato parecchie volte e non mi risponde. Lui è stato messo dentro in questa storia in maniera veramente orrenda,
da certe persone e non hanno avuto rispetto verso di lui e praticamente lui si è chiuso e basta. Io ho parlato molte volte con la sua compagna e mi ha detto guarda sta vivendo un momento molto difficile e non vuole vedere nessuno, non vuole parlare con nessuno e questo mi fa molto male. Mi manca molto perché avrei tanto bisogno di lui, no? E purtroppo è così. Sì, è arrabbiato perché in questi anni ci sono state molte illazioni che hanno riguardato lui, si è detto che lui ti aveva aiutato nel piano diabolico o che addirittura era stato lui e lui giustamente si è arrabbiato adesso con te. A proposito di Pier Giorgio si è sempre detto che il 14 fosse fuori da Trieste, ma in realtà adesso so ufficialmente che la sua posizione del 14 non è mai stata verificata, quindi dove fosse Pier Giorgio il 14 ufficialmente non si sa. Questo avviso di garanzia per me è stato uno shock veramente molto forte, anche perché ti dico tutto quello accusato di essere l'assassino della moglie e tutto il resto è veramente dirompente, perché io ti dico dentro sono sereno, non ho niente a che fare con quello che è successo a Liliana, assolutamente. Lui è stato accusato di essere il complice, capisci? Cioè non è una cosa da poco. Io so che prima o poi, quando io spero tutta questa storia finirà, probabilmente ci ritroveremo. Ah, quindi siete già d'accordo che una volta passata la bufera giudiziaria potrete tornare insieme a vivere felici? Probabilmente ci ritroveremo. Una volta che sai che il GIP non archivierà l'indagine, per festeggiare resetti, cancelli, formati la memoria della GoPro, la memory card. Questo è un caso, io ti dico, cerchiamo di chiarire le cose. Io come fotoreporter usavo queste schede sia per le macchine fotografiche sia per la GoPro. Ne avevo una decina, forse anche più, adesso non lo so quante. Perciò tante volte prendevo quella della GoPro, la mettevo nella macchina fotografica e viceversa una cosa. Io prima di fare foto con le macchine fotografiche formatto sempre le microSIM, perché è pericoloso anche, no? Cioè puoi lasciare delle tracce dentro che possono dare dei problemi. Qualsiasi fotografo, quando metti dentro una memoria nella macchina fotografica, formate. Adesso in conseguenza che io abbia preso una scheda vuota, l'abbiamo messo nella GoPro, questo è chiaro. È molto interessante il fatto che se una persona ha da temere per il contenuto di una memory card non la lascia in giro e non la formatta, perché la formattazione potrebbe anche esporre al pericolo recupero, anche se con la sovrascrizione questo è remoto. È più probabile che la esponga ad esempio a una fonte di calore, a qualcosa che la smagnetizzi. E infatti quando gli inquirenti fanno irruzione a casa di Sebastiano per requisire il materiale informatico c'è proprio una memory card compatibile con la GoPro che è smagnetizzata, cioè tutto il contenuto non è più leggibile. Cosa fanno gli inquirenti? Ovviamente avrebbero dovuto ritenere quell'elemento il primo e il più sospetto e invece, in quanto smagnetizzata, la lasciano lì. A Trieste tutti ti invidiavano l'egregio studio laboratorio di via Donadoni per la grandezza e per la profondità, tanto che si dice che il film Viaggio al centro della Terra 2 potrebbe essere presto girato proprio lì dentro. Guarda che gli inquirenti sono venuti lì decine di volte. Evidentemente questo elemento forse non è stato preso in considerazione. Diciamo, finito il mio lavoro, le consegne, vado in studio. Io lo chiamo studio. No, dovresti chiamarlo egregio studio. Questo studio è fatto in due scompartimenti, no? La parte finale in fondo è dove ha rotto le cose. macchinario. Non è solo questo il lavoro della filatura, perché bisogna pulire i coltelli, asciugarli, affilare. Beh, però grazie alle elevate temperature della camera magmatica i coltelli possono vedere la loro lama sciogliersi e quindi è molto più semplice il lavoro di affilatura. È tutto un iter che comunque i consumi energetici in quelle 3 ore ci sono, non sono forti,
non sono Quindi probabilmente il tuo telefono si spegne per 3 ore perché è il magma a sovraccaricare i circuiti. Dipende dal punto dove i telefoni, io se me li tengo in tasca, c'è freddo, e vado in laboratorio, in questo studio, e ho 12-13 gradi dentro, io i telefoni me li tengo in tasca. Quindi in pratica hai dei vestiti schermati. Come abbiamo visto nei video precedenti, ci sono 4 elementi che collocano un buco nella mattinata di Sebastiano fra le 9 e le 11, ma ce n'è un altro importantissimo che uscirà a giorni. Sebastiano, quindi Liliana si è suicidata? Assolutamente no, io molte volte mi sono chiesto, tornando indietro con l'orologio, se avrei potuto vedere o intuire o capire che magari Liliana si trovasse in un momento di disagio, di qualcosa, non lo so. A distanza di tempo dico, io a questo punto penso che Liliana si sia suicidata a questo punto, perché io non credo. Liliana era sempre così, nel senso non riuscivi mai a capire se andava bene o non andava bene o aveva qualche problema. Lei parlava pochissimo, sorrideva, faceva, dopo un momento era così, era colà. L'unica foto che ritrae il signor Sterpin e Liliana è una foto che ho fatto io. Non ci sono altre foto. C'è un avviso di garanzia per omicidio, ditemi voi. Però Claudio Sterpini in testa aveva il cappello piumato, quindi tu potevi essere geloso di questo. Geloso di chi? Sta scherzando? Assolutamente no. Cioè noi eravamo molto tranquilli, sereni, non avevamo nessun segreto, ne parlavamo se c'era qualcosa. Questa storia di Sterpin evidentemente, a mio avviso, non è una storia d'amore, assolutamente, perché non ci sono prove, questi messaggi che lui starnazza qua e là di Liliana sono una forte amicizia. Il fatto del mio cambiamento, tu devi pensare che a me, quando è scomparsa Liliana, per settimane veniva la questura a casa mia a dirmi ha lasciato qualche lettera, qualche cosa, Liliana, qua e là. Io veramente ero sconvolto di questo, perché mai più pensavo tutto questo. Oggi, guardando le cose, ascoltando le cose, vedere le cose che vengono dette qua e là, secondo me, diciamo, lei si è trovata in una situazione che magari forse un giorno sapremo, e evidentemente avrà fatto una sua scelta. Più le cose si mettono male, più cerchi di fare credere che Liliana si è suicidata, e a questo punto io credo che prima o poi arriverai anche a dire che quella lettera di addio l'aveva sì lasciata e che tu non avevi detto niente per non screditarla. Ne ho sentite talmente tante da Sterpin che può dire quello che vuole. Claudio, tu e Liliana non vi siete mai persi di vista, ma questa relazione, la vostra, quando ha ripreso nettamente quota? Ma è ricominciata seriamente dopo che io sono rimasto vedovo, è chiaro, perché prima eravamo sposati tutti e due. Prima facevo l'amante, ecco, dopo facevo l'uomo numero uno, è un poco diverso. Sebastiano era sulla carta il numero uno. Intanto loro non erano più marito e moglie da almeno 5 anni, per detta sua, per capirci. Era amore da 40 anni. Tempo fa hai parlato di Decamerone. Che cosa facevi tu con Liliana quando eravate insieme? Di tutto, di più. Cosa fanno due innamorati quando si trovano? Domando. Io con Liliana facevamo l'amore guardandoci negli occhi, uno da una parte e uno dall'altra della tavola del mio soggiorno. Mi ha detto più di una volta: non posso lasciare Sebastiano in braghe di tela. Aveva lasciato una moglie e 2 figli grandi, adulti, per venire via con lei. Insomma, lei si sentiva in qualche maniera in colpa di questo, è chiaro. Cercava un appartamento più modesto per Sebastiano. Per sé aveva l'appartamento, era il mio. Lei tagliava il discorso quando parlavamo di Sebastiano, per il fatto che lui aveva tante di quelle donnine che metà basta, per cui se lei aveva uno chi se ne frega. Primo, questo succedeva da anni. Tutto quello che ha detto, da cominciare da tutto. Lui non ha detto una verità che sia una, insomma. Prima e fra tutti, appunto, il fatto che non sapeva chi sono, tutte quelle cose, non sapeva della nostra storia. Lui lo sapeva meglio
chiunque altro probabilmente. Lui sa tutto quello che è successo a Liliana, sarebbe ora che si lavi la coscienza e ce lo dica. Guarda, quando sento queste cose qua, ti dico, è una mancanza di rispetto verso Liliana e verso di me, ma soprattutto verso Liliana, che non è qua presente a rispondere a queste cose che dice Sterpin. Anche se fosse vero, come un uomo può permettersi di dire queste cose? Spiegami tu questo. Anche se fosse vero, un uomo, come si permette a dire certe cose? Di una donna che non c'è più, capisci? Anche se fosse vero, io, per carità, è una sua opinione, però bisogna vedere se è l'opinione di Liliana, ma questo non lo sapremo mai perché Liliana non c'è più. E questa mancanza di rispetto di un uomo che evidentemente non ha un minimo di sensibilità. Io sto benissimo, vado avanti, non ho mai avuto problemi nella mia vita, assolutamente. Mi sono sempre arrangiato in varie cose, ho sempre aiutato la famiglia. Quello che dice il fratello io non posso rispondere perché sono cose sue, cioè entriamo in un territorio minato in cui oggi come oggi è meglio che le cose vadano avanti così, che dopo ognuno dice le sue cose. Lui ha le sue responsabilità, io ho le mie, perciò io facevo i matrimoni, cioè, i battesimi, tutte le cose di un fotografo l'ho sempre fatte. Hai gettato a volte ombre contro la famiglia di Liliana, ma in realtà Liliana aiutava Sergio, per cui Sergio era il primo che al di là del discorso affettivo aveva interesse affinché lei fosse viva. Questo è anche un grosso problema. Il fratello indubbiamente acquistando un appartamento che è una spesa forse troppo grande per lui, adesso non voglio entrare in merito. Quindi Sebastiano, hai detto di non avere mai avuto dei problemi. Ho avuto dei problemi, piano piano mi sono ripreso, cioè ho avuto un attimino così, anche perché fisicamente stavo male, non potevo occuparmi delle cose. Certamente io davo il mio contributo e di conseguenza eravamo felici comunque. Continua a dire che Liliana era felice e serena, ma anche che si è tolta la vita. Come fanno a stare queste due cose insieme? Bisogna distinguere le cose tra prima e la presenza di questo signore qua, evidentemente secondo me ha contribuito a... Quindi una persona incontra Sterpin e a quel punto si toglie la vita? Funziona così? Non lo so, questo è una cosa che spero di avere delle risposte. Cioè adesso come adesso, cioè intanto bisogna capire se qualcuno gli ha fatto del male, l'ha uccisa o come, quando e perché. Lei non poteva suicidarsi, abolito il suicidio, punto. È stata ammazzata, non è venuta qua ad ammazzarsi qua. In che maniera? Cioè, spiegami come uno entra qua da solo, con 2 sacchetti bianchi, 2 neri, bla bla, si prepara tutto bello, lindo, lavato ieri, e viene qua e si ammazza. Come? Tu per morire devi non respirare più. Come lo fai? Ti così, e dopo 3 minuti, quando sei senza aria, fai così. Era piena di lividi. Qualcuno li ha fatti o se li ha fatti sbattendo contro gli alberi del bosco. Lei è stata tenuta da qualche parte nuda, rivestita prima di essere portata qua. Punto. Questo è. La domenica dopo era il 40° anniversario della nostra prima unione. Andava via da casa e non tornava più. E io le ho detto un sacco di volte, ma come farai? Tu non preoccuparti, io troverò modo di dirlo a Sebastiano. Io pensavo che qualcosa gli avesse già detto. Se non glielo ha detto, probabilmente lui l'ha scoperto da solo, perché la controllava talmente bene anche sul telefono. Era determinata, era sicuramente contenta di quello che faceva, cioè era un passo per lei. Non aveva paura perché ero io alle spalle, è chiaro. E chi poteva volere Liliana morta? Lo zio, il figlio? È il marito per primo, giusto per. Io non voglio dire che lui è l'assassino, ma il mandante, tranquillo. E se non il mandante fa parte della cooperativa, è il presidente della cooperativa che ha eliminato Liliana, appunto, questo è. Lei non poteva andarsene via da casa, secondo me, l'ho già detto e lo ridico, perché probabilmente sapeva delle cose che non doveva
portarsi dietro. E non è escluso che questo sia il motivo della sua morte. Un uomo dovrebbe vergognarsi di quello che dice, a prescindere dal contenuto, però parliamo di una persona che non c'è più. Mia moglie non è più, non può rispondere a queste cose qua. E se per caso fosse davvero che lei se ne voleva andare con lui? Non oso neanche pensare questo, figuriamoci, sono cose che dice lui. Secondo me questa, diciamo, amicizia, una vecchia amicizia, perché dobbiamo dire che il signor Sterpin era presidente del marathon, dove Liliana faceva le maratone, faceva la 100 km, faceva le 24 ore, era un atleta molto forte e loro si sono conosciuti là, in quel contesto. Di conseguenza è rimasta sempre affezionata a questa persona, che poi questo Sterpin abbia interpretato determinate cose a modo suo e si sia fatto dentro di lui delle idee che sono completamente sue, una cosa che mi ha molto ferito. Gli è stata fatta una domanda durante una trasmissione, gli ho detto: ma signor Sterpin, lei è stato operato la prostata qua, là, una cosa l'altra, qua e là. E lui fa: ma sai, con le mani si possono fare tante cose. Ha detto queste cose, ha detto queste cose. Ci sono dei limiti di rispetto. Ho detto: ma se Liliana si è suicidata, io non mi sono accorto. Non tiro indietro l'orologio e dico: ma non ho elementi, non ho mai visto in Liliana un dolore, un qualcosa. Sì, certamente sono stati momenti sia miei che suoi in cui quando ho perso mia figlia, quando è morta la mamma di Liliana, quando lei ha lasciato il lavoro in regione, si è trovata sola perché andava a trovare i suoi ex colleghi e praticamente neanche non la snobbavano, perché ormai sei fuori dal giro e così. Questi sono momenti di Liliana. Noi qua siamo... E gli oggetti di Liliana che fine hanno fatto? Li hai regalati in giro? Sono tutti lì. Non ho toccato niente, sono lì tutte le sue... i giubbotti, i vestiti, le calze, i guanti, è tutto lì, è tutto lì. Tante volte dicono: ma Sebastiano, dai, prendi la roba, la porti alla Caritas, quello, quell'altro. Io non ho il coraggio di farlo, non ho assolutamente il coraggio di farlo. Appena apro un pochino l'armadio, vedo la cosa, mi comincia a battere il cuore. Quindi tutto ciò ti funziona da defibrillatore, almeno non rischi un infarto. Veramente, perché me la sento lì, capisci? Me la sento lì. Mi riprendo, guarda, piano piano mi riprenderò, dai. Quando sono venuto a casa io, anzi non ho notato, ho mangiato qualcosa che ho cucinato in fretta, ho sentito trillare il telefono, ho risposto, però non ho sentito niente, cioè non è che ho sentito pronto così, e dopo ho lasciato lì. Il telefono di sua moglie, mi scusi? O il suo? No, di mia moglie. Erano qua vicino dove sono io, c'è un banchetto dove lei appoggiava il telefono. Ho pensato che avesse dimenticato i telefoni a casa, io non avevo idea che lei si fosse allontanata. E di conseguenza poi ho ripreso le mie cose. Sono andato a farmi sti giri in bici, queste cose qua, che volevo provare sta GoPro che avevo preso, che ero molto entusiasta. E un mondo che non conoscevo, perché il video per me è sempre stato un mistero, non riesco mai a venirne fuori. Sono affascinato, però non ho la competenza giusta. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.